Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, devo dire che hanno ragione le anime belle, la nostra democrazia è intossicata, ha proprio un grave problema alla radice, che però è determinato esattamente dalla cultura di cui sono espressione le anime belle, è determinata da scene come la seguente. Allora, i protagonisti sono Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Stefania Proietti, la nuova governatrice dell'Umbria che ha appena vinto le elezioni col centro-sinistra, i quali hanno pensato bene di festeggiare nel seguente modo. Si sono piazzati davanti al palazzo della regione Umbria a Perugia e hanno intonato a squarciagola, rullo di tamburi, bella ciao, bella ciao, sottintendendo, anzi dichiarando, anzi urlando il fatto che si stesse celebrando una liberazione, cioè che ci fosse il fascismo in quel palazzo della regione Umbra fino a ieri, come se appunto la loro vittoria elettorale, tra l'altro quindi con un controsenso alla base per cui loro avrebbero sconfitto il fascismo presentandosi alle elezioni contro il fascismo stesso. Capite che siamo a un delirio psichedelico, ma questo hanno fatto e questo è un insulto sia rispetto alla cronaca che rispetto alla storia. Rispetto alla cronaca perché è una delegittimazione totale dell'avversario politico, cioè del centrodestra attuale del 2024, che diventa nemico ideologico, cioè diventa regime, diventa appunto fascismo, perché è chiaro che se c'è il fascismo non siamo più in una dialettica democratica, elettorale, da società aperta, siamo in un contesto in cui tutto è lecito, anche prendere le armi e salire in montagna, perché bisogna mettere in piedi un comitato di liberazione dal fascismo. Quindi il centrodestra di oggi diventa la reincarnazione del regime di allora, e c'è anche questo determina anche un insulto rispetto alla storia, ovviamente, rispetto alle vittime dell'unico fascismo concretamente esistito come oggetto storico, quello che in Italia è esistito dalla marcia su Roma alla fine della guerra, alla primavera del 1945, e celebrando una liberazione da un fascismo farlocco si insultano le vittime dell'unico fascismo esistito. Quella scena lì di questi tre come dire, festaioli che avrebbero liberato l'Umbria, insulta Matteotti e insulta i fratelli Rosselli, insulta tutte le vittime oscure senza nomi, perseguitati, gli incarcerati, gli esiliati, i percossi, tutti insultati da questa commedia tragica, perché è una tragicommedia appunto insultante per l'oggi e anche per il passato. Perché capite che se l'avversario è il fascista, è ovvio che c'è una gerarchia politico-morale, non c'è appunto più una dialettica democratica anche aspra, anche asprissima, non ci si contrappone più su un'agenda o di paese o di territorio, sulle priorità, sull'economia, no, diventa appunto che l'avversario ha un timbro politico-morale che è quello totalitario. Queste scene veramente paradossali e tragicomiche sono l'esito ultimo, è il cascame proprio appunto ridicolo nel suo essere comunque offensivo, di quella grande farloccata intellettuale coniata da Umberto Eco che si chiamava fascismo eterno, per cui il fascismo appunto non sarebbe più, o forse non è mai stato per costoro, un oggetto storico, storicizzato, ma una categoria eterna, che vale sempre, che esiste sempre, c'è sempre un rischio fascismo, c'è sempre il fascismo alle porte o c'è sempre il fascismo al governo se non governa la sinistra, appunto. E quindi questa diventa una categoria astorica che tu puoi appiccicare addosso sempre al tuo avversario. Per cui costoro possono cantare bella ciao davanti al palazzo della regione, perché una cosa normale, l'essenza della fisiologia di una democrazia, cioè una vittoria elettorale, diventa sul serio per costoro, una festa di liberazione. Ecco, allora la nostra democrazia è intossicata da questo, dal fatto che una parte ci vuole convincere che l'altra parte incarna il fascismo.
Ebbene no, ci sentiamo di dire no, che non è così, che non c'è nessuna ragione di cantare Bella ciao, non è andata in scena nessuna liberazione, gli Umbri hanno scelto 5 anni fa, gli Umbri hanno scelto oggi. Per favore, tornate nella contemporaneità, perché insultate gli avversari di oggi e le vittime di ieri. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente.